Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live, nuova diretta unboxing di Reni J, anche se oggi non sballeremo un vinile. Oggi andremo ad aprire quella che io ho definito una scatola del tempo. Sto riordinando un po' i miei box, dove ho una marea di materiale, e tra le altre cose ho trovato una scatola molto interessante risalente niente poco di meno che al 2007. Eccola qui, eccola, come vedete, a testimonianza di quello che dico ci sono i timbri postali. Vedete, spedito il 26/10/2007 e c'è il codice di spedizione che poi c'è scritto 28/10/2007. Ok? Vedete? 28/10/2007 sopra e sotto 26/10/2007. Ok? Il venditore, tra l'altro, mi era stato spedito nel 2007 dove abitavo prima. Eccolo qui, non so se si legge. Comunque il timbro del venditore è VirtualWorks. Ok? Ok, prima di andare a fare l'unboxing di questa scatola, prima facciamo un po' di storia, ok? Allora, diciamo che oltre alla mia passione per il DJing, per la musica, amplificatori, piastre, equalizzatori e tutto ciò, mixer, tutto ciò che gira intorno alla musica, vinili, cassette, CD, MP3, quello che vi pare, cloud, Amazon Music, e chi più ne ha più ne metta, vabbè, per la musica oramai c'è proprio un mondo a parte. Prima di tutto questo, era il 1982 quando io feci la mia prima comunione, ricordo avevo 8 anni, ok? Ok, allora mi venne regalato da mia zia Wanda e mio zio Alessio, me lo fece trovare nel bagagliaio della loro macchina, mi venne regalato il Commodore VIC-20, ok? Allora, il Commodore VIC-20 ho fatto vedere oggi, chi mi segue sul mio profilo Facebook avrà visto che ho pubblicato un paio di foto di ciò che piano piano entro la prima settimana di ottobre cercherò di sistemare tutto, e quindi avremo una rubrica dedicata a computing, a retro computing, chiamata Reni Retro. Ok? Quindi continuate a seguire il mio canale, mettete il follow al mio canale. Se volete attivate anche la campanella che sta sotto a YouTube, questo è riferito a chi mi vuole seguire su YouTube, così per rimanere aggiornato quando io faccio nuovi video, nuove dirette, perché io i video non li faccio mai montati, faccio tutto in diretta. Parto con la live, lancio OBS, per adesso utilizzo software OBS, vado in live e così possiamo stare insieme quel tempo che è necessario. Ok? Io, grazie ad un altro mio zio che era presente alla mia prima comunione, imparai prima a programmare e poi a giocare con il mio bel Commodore VIC-20. Mio padre mi assecondò nella programmazione acquistandomi anche il corso di computer, conoscere il computer direttamente dal computer, edizioni Beatrice d'Este. Ok, molti di quelli dell'età mia conosceranno benissimo questo videocorso su cassette con il fascicoletto allegato, e io i primi rudimenti della programmazione li imparai da lì, ma non solo da lì. Allora, già il manuale del Commodore VIC-20 aveva dei piccoli programmini per far capire come funzionava il BASIC del VIC-20, ma ci fu anche questo: 20 programmi per VIC-20. Ok? Guardate, io ancora ce l'ho e mi sa che dentro vedo che ci sono ci sono. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro
in aggiunta, questa è tutta roba che ha fatto la storia anni 80, c'è il profumo degli anni 80. Questo è un programma per Commodore 64, video cruciverba, c'è tutto il sorgente, eccolo, tutto il sorgente in basic, ok, video cruciverba. Qui che altro c'è? C64, il musichiere, vedete, sempre con il listato allegato da copiare e poi andare a memorizzare su cassetta. Il musichiere, amici miei, da quando leggo list non ho più problemi. Questi erano allegati al list, pensate, vedete, struttura del programma, c'è tutto spiegato, va bene. Comunque, questo era il manuale su cui io, guardate, tutto in ordine dalla A alla Z, c'era spiegato un po' il programma e poi c'era il listato da copiare, ok, scritto piccolo piccolo su questa carta, che poi era scritto con una stampante ad aghi. Comunque vedete, c'è tutto il diagramma di flusso. Io qui ho iniziato a capire come fare un diagramma di flusso, i flowchart, quelli che venivano chiamati flowchart, ok, i diagrammi di flusso. Vedete, c'era tutto il diagramma di flusso di tutto il programma e poi spiegato ovviamente, qui c'è tutta la spiegazione, tutto spiegato dettagliatamente, e poi c'era il programma, il filo di Arianna, che non l'avevo scritto, uno dei primi che ho fatto, il filo di Arianna, bellissimo il filo di Arianna. E praticamente qui c'era un programma che richiedeva l'espansione di memoria. Il programma si chiamava, vabbè, a parte Computo Computas per imparare il latino, ma c'era un medico poco serio, ok? L'astrologo apprendista. Ecco i programmi, andiamo a vedere un medico poco serio, 131 mi sembra, 131, pagina 131, ecco un medico poco serio. Allora, questo gioco richiedeva l'espansione di memoria sul Commodore VIC-20 perché i soli 3K di RAM non erano sufficienti per contenere un programma, diciamo, così lungo. Questo era pieno di data, vedete, data, era pieno di data e quindi richiedeva l'espansione di memoria. Voglio vedere dov'è che lo diceva, analisi del problema, ipoche, dia dollaro, mal dollaro, dam dollaro, tutte le varie dichiarazioni delle variabili. Forse lo dicevo all'inizio che alcuni programmi richiedevano l'espansione di memoria. Fatto veramente bene questo. Io non lo sfoglio dall'epoca, mamma mia che ricordi. Personal computer, la memoria ROM, la memoria RAM. Ecco, queste sono le RAM cartridge che ha fatto vedere anche un nostro amico durante il suo intervento al Vigamus sabato scorso. Porca miseria. Allora, stesso manuale per VIC-20 venne fatto per Commodore 64 e io anche questi li scrissi tutti quanti questi programmi. Anche qui c'era un medico poco serio, il secondo era un medico poco serio scritto per Commodore 64. Purtroppo la memoria se ne va, tastiera di controllo, il video, qui c'era già un'introduzione molto dettagliata, pure tutta la mappa caratteri del Commodore 64, ok? E questi sono stati i miei due manuali che poi mi hanno introdotto al, diciamo, al BASIC e poi sono andato avanti. Io ovviamente ho cominciato ad usare i file secu su Commodore 64, a fare dei database sul Commodore 64, quando poi acquistai oltre al Commodore 64 anche il disk drive. Quindi io su disk drive andavo a memorizzare, facevo un programma, inserivo dei dati, per esempio anche mio padre era rappresentante di pezzi di cambio auto, gli avevo fatto un programma che gli gestiva sia i clienti, i fornitori e diciamo i vari materiali che andava a vendere. Quindi andava tutto poi a scrivere, quando lui chiedeva l'elenco clienti,
andava sul drive, andava a leggere l'elenco clienti, mentre il programma Basic era soltanto un display o un qualcosa per inserirli, direttamente andava a salvare il file secu, che erano i dati proprio dentro al drive. Sono tutte cose che io ho fatto, io ve le racconto senza andare a leggere da nessuna parte, nessun Wikipedia, da nessuna parte, perché io le ho fatte queste cose, ok? I ricordi sono molto vaghi, i ricordi sono nel tempo. Io avevo, ecco, quando ho preso il 64 mi pare avevo 10 anni, ero 84, quindi diciamo ero piccolo, ero un bambino, quindi molti di questi ricordi magari farò degli errori a ricordare, però non voglio andarmi a documentare su se è vero, se non è vero. Io vi dico quello che io ho fatto. Tutto questo ancora qualcosa c'ho giù, qualche programma che io feci ce l'ho giù, c'ho tutto l'archivio dei vinili, come vi ho detto, i miei vinili prima erano archiviati su Commodore 64. C'era l'autore, il titolo, il numero univoco del vinile, io lo attaccavo con le etichette che si mettevano lateralmente ai dischetti del Commodore 64 per proteggere in scrittura. Voi quando compravate 10 dischetti vergini, floppy disk da 5 1/4, vi venivano date anche 10 etichette adesive per proteggere in scrittura i dischetti, ok? Io quelle etichette non le ho usate per proteggere i dischetti in scrittura, ma le ho usate per mettere il numero del vinile sui vinili. Infatti tutti i miei vinili hanno l'etichettina piccola con scritto il numero, ok? Quindi calcolate che all'epoca io ne usavo parecchi di dischetti, ancora su ce n'ho un paio di migliaia forse di dischetti da 5 pollici e 1/4, però ne compravo tanti, devo essere sincero. Poi vedremo perché magari in un'altra diretta. Salutiamo l'amico Congi, anche oggi è con noi l'amico Congi DJ. Approfitto che si è collegato per invitare tutti quelli che seguono me anche a seguire la nuova web radio su Twitch che si chiama DJ's Got Talent. DJ's Got Talent è una trasmissione che poi riprenderà, vedremo con l'arrivo dell'autunno, ma per adesso è stata convertita in una web radio, ok? Adesso attualmente è ancora tutto in fase di testing, però andateci perché la web radio sta nascendo, quindi potrete assistere proprio alla nascita, quindi a come nasce una web radio. Collegatevi quindi su Twitch, cercate DJ's Got Talent e avrete seguirete una web radio, ok? La nascita di una web radio, come viene gestita, diciamo, e quello che bisogna trasmettere, insomma tutto quello che c'è dietro a una web radio dal nascere, praticamente sta nascendo ora, è un'idea che è venuta proprio nei giorni scorsi, ok? Quindi continuate se già lo fate, oppure iniziate a seguire DJ's Got Talent su Twitch, ok? Poi se volete mettete anche un follow sia a me che sul mio canale Twitch da cui sto trasmettendo adesso, e sia al Congi DJ, ok? Detto questo andiamo avanti, abbiamo visto 20 programmi per Commodore 64 e 20 programmi per Commodore VIC-20, andiamo avanti e cominciamo a parlare di quelle che all'epoca erano delle riviste. Ne ho presa una a caso dalla mia libreria, mi è capitato Console Mania. Console Mania è già più moderna come rivista, diciamo i patiti di Commodore 64 si ricordano Zap come rivista principale del mondo edicola del Commodore 64, però oltre a Zap c'era anche The Game Machine che trattava benissimo i giochi dell'Amiga. Console Mania trattava prettamente i giochi per console. Eccole qui le console, la PlayStation già c'era, vedete, PlayStation c'è il Sega Saturn, il Super NES, l'Ultra 64, il Mega Drive, insomma Console Mania era dedicato prettamente alle console. Comunque avevamo veramente, sfogliando queste riviste, a parte questa è una rivista anni 90, andiamo a vedere, ecco 1997, anni 90, quindi ecco ci sono tutti gli accessori, i vari volanti, le varie cose che venivano vendute all'epoca. Sfogliare queste riviste è qualcosa di meraviglioso,
ok? Quindi niente, qui c'erano recensiti tutti i vari giochi che uscivano sulle varie console, dettagliatamente, pieni di immagini. Queste erano delle riviste veramente fatte bene, tutte stampate a colori, ma che è? Mario Kart 64, cioè ho preso un numero a caso, tra l'altro qui in quarta di copertina c'è Sin City 2000, finalmente sulla tua PlayStation. E qui ci sono pure la pubblicità di tutti i vari negozi dell'epoca che vendevano giochi, console e quant'altro, ok? Alcuni di questi sono falliti, altri magari ci sono ancora, che è per gioco, chi non lo conosce per gioco, eccolo con tutta la lista. Va bene, perché sto dicendo questo? Poi piano piano siamo arrivati a queste che sono le ultime uscite di retro computing, di retro gaming da gamesvillage.it. Io li ho presi tutti questi fin quando sono usciti. Questa era una rivista anni 2000, questa è uscita nella seconda metà, mi pare proprio addirittura c'avevo già il negozio di computer, mi sa, quando è uscita questa, perché mi pare che era dopo il 2010 che è uscita questa. Io avevo già il negozio di computer. Dove posso vedere, vediamo se riesco a capire se da qualche parte c'è scritto di che anno è. Allora, qui in prima pagina non c'è scritto, allora sarà in ultima pagina? Sì. Allora, 9,90 € il prezzo. Vabbè, ma qualcosa che scrive quando è stata pubblicata, niente. Tutto Minecraft, niente, non lo riesco a trovare così in due minuti. Qua c'è sta la pubblicità di Games Village, quindi nella seconda di copertina c'è scritto questo, qua c'è scritto questa, forse qua, PC giochi numero 10, e non c'è il codice a barre. Vabbè, basterà mettere questo codice a barre su Google e Google mi dirà tutto quanto quello che riguarda questa rivista. Comunque questa è una rivista moderna dedicata al retro gaming, ok? Questa è una rivista moderna. Va bene, detto questo non ci rimane che andare a fare l'unboxing di questa scatola. Che cosa conterrà questa scatola? Destinata a Renato De Vita, ok? Prima ho detto VirtualWorks, quindi molti degli appassionati di computing, retro computing, eccetera, avranno capito cosa contiene questa scatola. Allora, coltellino, andiamo a tagliare qui sotto lo scotch che oramai è vecchio, ok. Allora, meno 3, meno 2, meno 1 e via. Imballata con gli scoppi. Guardate, dietro c'è questo polistirolo 2007, ragazzi, 2007. Qui davanti ci sono i Pluriball, e andiamo. Bitplane, avevo acquistato per posta tutte le riviste che mi mancavano di Bitplane. Andiamole a vedere, guardate. Opla, naggia la miseria. Va bene, va bene. Questo non era previsto perché mi ricordavo che c'era il CD allegato, però non lo vedevo. Adesso starò attento. È sano, perfettamente sano. Anzi, adesso questo qui lo andrò a digitalizzare e a mettere in formato ISO da qualche parte. In futuro non vi garantisco nulla, però se tutto va come deve andare avrò un sito internet qui a casa mia con un NAS dedicato. A quel NAS potrete accedere tutti e dentro quel NAS non troverete solo, ecco, i Bitplane CD, questi Bitplane, ma anche tutti gli Enigma Amiga Run. Ci voglio mettere il mirroring di Aminet
tutti i vari CD Aminet set, che io ce li ho tutti conservati correttamente, ho una marea, ma tanti CD di file DMS per Amiga. Qualcuno li ricorderà, i file DMS per Amiga erano le immagini speculari come si fa adesso, si faceva magari col Ghost. Ghost era un programma per fare l'immagine di un disco e trasferirlo su un altro, di un hard disk. Ghost faceva pure l'immagine dei dischetti, però di qualunque cosa, faceva l'immagine dei CD pure, comunque in formato GHO. Comunque il Ghost, in questo modo all'epoca per Amiga c'era Disk Master System, che era il formato DMS. Lui, il DMS, lavorava anche i dischetti no DOS. Amiga aveva dei dischetti ad accesso diretto alle tracce che non erano DOS, ok? Mentre i dischi DOS potevano essere lavorati anche da Workbench, magari copiati sull'hard disk e lanciati direttamente da hard disk, quelli che funzionavano, qualcuno aveva bisogno di assign. Assign era un comando che ti permetteva di dare un nome anche ad una directory, un nome diretto ad una directory, magari a una sottodirectory. Assign, tu assegnavi un nome Pippo a magari una sottodirectory sotto a tante directory. Queste sono tutte cose che mi capirà chi lavora attualmente approfonditamente con Amiga, ancora con Amiga DOS e con Workbench. Quindi il Disk Master System veniva utilizzato per fare un'immagine identica di qualsiasi dischetto, sia esso DOS sia no DOS, sull'hard disk, e diventava un file. E io ho tantissimi di questi file .dms. Non si usano più questi file DMS perché ci sono quelli dedicati agli emulatori, però diciamo io ce li ho, li posso mettere a disposizione. Tutto questo in futuro. Allora, prima di fare altri danni, allora stavamo vedendo questa rivista Bitplane, guardate che bella, ovviamente è nuova, stava tutta conservata bene. Qui ci sono tutti gli arretrati Bitplane, eccoli qui. Opla, non riesco a farveli vedere bene. Qui nel sommario c'è scritto tutto, anno 5 numero 18, Nicola Morocutti, che lo saluto se ci guarda. Ci sono tutti i nomi di quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa rivista. Vedete? Qui ci sono tutti i nomi, ok? Questa era una bellissima rivista dedicata ad Amiga. Come vedete, si vede che ferma al 2007, c'è il Codex Alpe Adria edizione 2007. Guardate, mamma mia, che ricordi ragazzi, che ricordi. Competition Pro, i vari joystick. Ma qui siamo nel 2007 ragazzi, qui siamo nel 2007, ecco, quando la faceva per la maggiore lo Omega Zip. Io ce n'ho 3 o 4 degli Omega Zip, c'ho lo Omega Jazz, c'ho il Jazz sia da 1 gigabyte che il Jazz da 2 gigabyte. Questi erano dischetti floppy, questo è il Jazz, sì, perché 2 gigabyte, infatti gli Omega Jazz da 2 gigabyte. Lo zip era fino a 250 mega su un floppy, qui c'è scritto 250, gli Omega Zip 250. Voi non potete capire quanto era complicato connettere queste periferiche all'Amiga, però io c'ero riuscito. Io, come sapete, chi mi seguiva sulla mia BBS negli anni 90 sa che io sono riuscito ad attaccare ben 21 CD-ROM esterni all'Amiga 4000, più ci avevo 4 hard disk e ci avevo collegato pure lo Omega Jazz, prima quello da 1 gigabyte, poi lo sostituivo con quello da 2 gigabyte, e avevo tutto quanto in BBS per avere più roba possibile disponibile per i miei utenti in BBS. Ok? Adesso non è che mi metto a sfogliare questa che è MorphOS 2.0 ragazzi, MorphOS 2.0, WinUAE, le prime versioni di WinUAE, cioè questa è veramente uno spettacolo di rivista, che è arte con il Mac, con il Mac, l'arte in movimento, ok? Poi vabbè, senza che me lo metto a Casablanca, mamma mia, Casablanca pure a Pianeta Amiga lo portavano,
Casablanca. Sotto a Casablanca c'era Amiga, ok? E qui c'è tutto un articolo dedicato a Casablanca. Il logo, eccolo qui, era questo, Casablanca. Bellissimo, lo portarono pure a Pianeta Amiga, Casablanca, va bene. Ah, e queste sono delle periferiche Commodore, diciamo, non originali. Io all'epoca mi capitarono pure, ma non le acquistai proprio perché non mi ricordavano in nessuna maniera la gloriosa Commodore. Erano dei lettori MP3, dei lettori di film, ma niente di più, niente di più. Il PMC30 questo era, vedete come veniva venduto PMC30, ok? Questo è PMC30 Commodore, però era rimarcato, va bene. Andiamo avanti, questa volta non mi faccio fregare. Qui, qui non c'è il CD, questo è solo lì, ma forse era solo uno. Qui non c'è il CD, vedete? Non c'è. Allora, questo è l'altro. Le copertine molto 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 curate, come vedete. Io voglio vedere, allora. Purtroppo scrivono bianco su marrone chiaro, eccetera, e non si legge niente. Vabbè. Questo pure se lo scansioni non è che si dice Amiga Forever 2006. Amiga Forever 2006. Cioè qui veramente facciamo la storia, la storia, stiamo facendo la storia. Siamo nel 2007, io mi dilungo un po', sono già mezz'ora di diretta, però voglio sfogliare poco poco con voi queste riviste, vi faccio vedere, diciamo, le cose salienti di questa rivista che, diciamo, per me è stata mitica proprio, no, lasciate stare che queste erano imballate, ma io le ho lette tutte. Poi purtroppo la vita ci porta verso altre mete. All'epoca lavoravo in Ericsson e io, qui si parla di corso PHP, io anche il PHP lo conosco, ma 2007 io già programmavo in ASPA, Spix, Visual Basic per fare dei programmi molto molto professionali in Ericsson Telecomunicazioni, ok? Quindi, diciamo, avevo proprio da poco proprio abbandonato tutto il mondo retro computing, ok? E quindi questo che cos'era? SAM 440 IP. Vabbè, andiamo a vedere quest'altro. Anche qui non c'è il CD, ecco. Bitplane Amiga OS 4 era in lavorazione, guardate questo pure di qua. Questo ce l'ho, il joystick dove dentro ci sono dei giochi direttamente nel joystick, infatti mia moglie me lo comprò, 29 euro. Dentro c'erano i giochi del Commodore 64, qui compariva un menu, bastava selezionare il gioco che volevamo fare e direttamente partiva, c'era anche un intervento. Allora andiamo a leggere i giochi che c'erano compresi. C'era California Games, Alley Cat, Championship Wrestling, Cyber Night Warrior, Cybernoid 2, Eliminator, vabbè, senza li leggo tutti, c'era Pit Stop e Pit Stop 2, Winter Games, questa è l'immagine della presentazione di Winter Games, ragazzi, quindi voglio dire, allora, qui era tutto dedicato, mi sa, ad Amiga OS 4. Ah, ecco, Pianeta Amiga 2006, io mi pare che ci sono stato a Pianeta Amiga 2006, eccolo qua, la visione del pianeta da vicino, eccolo qua. Poi Amiga OS 4 Final Release, Amiga OS 4.0, tutto dentro Bitplane. Questo addirittura era un altro tentativo di fare un sistema operativo Amiga Oriented, Cinix. Ok, andiamo avanti, Sputnik Beta,
guardate, guarda, iCube Systems, qui si parla già da iCube System, ok? AMI Atlas si aggiorna, WinUAE, AmiKit, vedete? WinUAE, ok? WinUAE, corso di PHP, questo c'era sempre, il PHP, programmare Hollywood 2, novità dal mondo Mac, non poteva essere lasciato indietro il mondo Mac, ZOS. Io quando avevo Morena Computer, ragazzi, io avevo un sito che si chiamava www.morenacomputer.it, ok? Io ero mirror di Linux perché avevo tutte le distro Linux disponibili sul mio sito. Alcune erano 2 DVD, quindi occupavano un sacco di spazio, avevo messo pure ZOS, ero andato a cercare tutte le distro Linux e le avevo messe su una cartella, tanto io avevo il server in locale, avevo anche una discreta velocità di banda, quindi potevate fare l'upload, tra l'altro avevo attivato l'upload tramite Megapload mi pare, e quindi voi con Megapload potevate lasciare il computer acceso e quando era più libera la banda lui se la prendeva tutta, ve la dava con Megapload, non so se era Megapload o uTorrent, una cosa del genere, proprio però tutto regolare perché queste erano distro liberamente distribuibili. Io ero diventato mirror di ognuna della distro che avevo messo, quindi cioè, le mettevo a disposizione, avevo dato soltanto dello spazio su internet in modo da dividere la banda per i vari server. Quando dovevate scaricare una distro venivate indirizzati verso il server più libero, ok? Questo è BitPlane, Samantha, finalmente svelato il mistero, Amiga Forever 2005, Amiga Forever, no, così, 2005, Amiga Forever 2005, ok, 20 GB di storia, la Cloanto colpisce ancora, ok, nome in codice Samantha, ok, Adria, bellissime tutte le conferenze e le manifestazioni che ci sono sempre state riguardo ad Amiga, MorphOS e tutto ciò che gira intorno al mondo che non è prettamente oramai mondo di massa per le masse, cioè oramai le masse vanno alle conferenze dove si parla di Windows, di grossi computer, di modding ad altissimo livello per videogiochi, e quindi niente, praticamente Think Commodore, bellissimo, Think Commodore, ok? Amiga, altro logo di Amiga, Amiga Magazine, ok? Che l'avevano messa online, la 10ª edizione di Pianeta Amiga, usi e abusi delle mail, il corso di PHP continua, pure qui Mac anche continua, Z, ok, vabbè, qui ci sono aggiornamento per OS 4 Games, Green Fandango su Amiga OS 4. Green Fandango era un gioco di Amiga e qui c'era scritto come farlo girare su Amiga OS 4 con l'hard disk. Amiga OS 4 girava solamente su PowerPC, lo ricordiamo, PowerPC era un processore che veniva affiancato al 68000. Normalmente le schede lo affiancavano al 68060, quindi avevi il PowerPC e il 68060 e potevi avviare l'Amiga o con un processore o con l'altro. Questo è quello che abbiamo visto sulle prime pagine qui, eccolo, sulla prima pagina, come vedete questo. Ok,
Andiamo avanti, questa Amiga S4 Update, pre-release, ancora non era uscito, qui mi sa che andiamo ancora più indietro nel tempo, non riesco a capire sempre che anno è. Numero 14, sono d'accordo, Bitplane numero 14. Chi ha partecipato, tutti gli indirizzi, sommario, però vabbè, forse alla fine andiamo a vedere. Qui c'è sempre la foto del Back All Days, il Commodore 64 dentro un joystick al suo prezzo di 29 euro. Ce l'ho giù io questo qui. Allora, Empoli, Pala Esposizionale, questo sarà del 2006 perché faceva la pubblicità a Pianeta Amiga, il 10° Pianeta Amiga, Empoli, Pala Esposizioni. Guardate se riesco a farvelo vedere. Niente, devo prendere una videocamera migliore però per fare queste dirette. Mod 3D, Crossfire, VHD Load, già si parlava di VHD Load, e qui Mac, PHP che continua, usi e abusi delle mail, pixel, fotoritocco su MorphOS. Bello, bello, bello. Siamo arrivati all'ultima, sempre pubblicità di questo, e questa è la copertina. 20 anni di Amiga, la storia alternativa, Quake 3 a terra su MorphOS, Amiga Forever 2005, no, così, Amiga Forever 2005 grazie a Cloanto, il CD di Bitplane, eccolo qua, questo mi sa che era l'ultimo, infatti, BitCD 13, e infatti mi sa che è l'ultimo CD che hanno fatto. Comunque ce n'ho tanti, c'ho gli Enigma Amiga Life CD, la voglia tu, Commodore 64 Webbit, guardate che logo, bellissimo, Cloanto Amiga Forever 2005, qui c'è tutta la recensione, mo adesso stiamo al 2021 mi pare, perché ancora escono, ancora escono, guardate, guardate, questo è tutto Cloanto Amiga Forever, bello, 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 tutto bello qua, qualche gioco, qualche immagine a colori, vedete, OS4 Games, Quake 3 Arena, Quake 3 Arena, Quake 3 Arena, ok, Hollywood Designer, Professional, corso di PHP continua, BOS Z, qui Mac, ok. Tra l'altro su Amiga potevate metterci anche Linux, bastava andare a scaricare la versione per PowerPC e diciamo il Linux era stato fatto per Amiga. Questo è sempre WinUAE, dedicato all'emulatore Amiga, ok. WinUAE, Bitplane, la pubblicità proprio a loro stessi, ok, ed eccoci qua, questa era l'ultima rivista che volevo sfogliare con voi. Prima di salutarci, Pianeta Amiga e dintorni nell'editoriale, guardate, bello, bello. Prima di salutarci volevo fare un altro ricordo che ho prettamente, in questo caso su questa rivista si parla prettamente di Amiga, e allora perché non ricordare il motivo per il quale io sono così legato a questa macchina, fantastica macchina degli anni 90. Allora praticamente io passavo da un Commodore 64 ultra moddato, ultra modificato, perché avevo dentro il ProLogic Revolution, c'avevo i 2 drive esterni, c'avevo diverse Final Cartridge, le Capitine Miki, c'avevo un sacco di cartucce per il Commodore 64, migliaia, come abbiamo visto, di dischetti, centinaia di cassette da Edicola, i Magnifici 7, i Magnifici 5, Special Play Games, e chi più ne ha più ne metta, adesso sono tutte quante online,
Tra l'altro mi sa che a questo video, se ce la faccio, metto un bel po' di link a quello che è il Retro Computer World, quindi metterò i link, se mi darà abbastanza spazio il YouTube, perché questo parlo sempre di YouTube, metterò una marea di link a quelli che sono gruppi Facebook, siti internet, profili di persone che ancora si occupano di retro computing, di Commodore 64, di Commodore Amiga, di tutto ciò che ci ruota intorno, di Spectrum, di Atari, di tutto ciò che dagli anni, diciamo, seconda metà degli anni 70 fino alla fine del secolo scorso, agli anni 2000, 2000 e qualcosa, diciamo, tutte quelle macchine che sono uscite, che sono tante, Philips, ColecoVision, Intellivision, cioè io avevo un museo dentro a Morena Computer pieno di tutto questo retro computing. Solo Amiga, si sa, ne sono uscite tantissime, a partire dal primo che fu l'Amiga 500, l'Amiga 600, l'Amiga 1200, l'Amiga 2000, l'Amiga 4000, l'Amiga 3000, l'Amiga 3000 Unix che io ho, poi diciamo l'Amiga 4000 venne potenziata con il PowerPC tramite delle schede CPU che venivano messe al posto della scheda CPU originale Commodore, quindi diciamo c'è stato un susseguirsi di tutti questi computer che hanno portato poi anche allo sviluppo di tutte queste riviste dedicate a questo mondo, che quando è uscita questa, purtroppo siamo nel 2006-2005, abbiamo visto 2007, quindi già Commodore non esisteva più, i computer la facevano da maggiore con i loro Pentium, quindi Windows era passato da Windows 95 a Windows 98 SE, al tempo di questa qua era già uscito anche Windows Millennium, era uscito Windows 2000 Professional e avevamo Windows XP, quindi diciamo che già in questo periodo Amiga era quasi un ricordo. Ma Amiga che cosa ha voluto dire per me? Allora, io ho cominciato con l'Amiga 500, poi comprai un 600 e subito dopo passai al 1200 per motivi di grafica, e anche, non solo per motivi di grafica, anche perché la mia idea era sempre quella di gestirci una BBS. La mia BBS in origine girava su un'Amiga 500, ve la racconto perché molti non ci credono, ma io ancora ce l'ho, sta da qualche parte, ancora non l'ho ritrovata l'Amiga 500, ho ritrovato la 530 Turbo, che era l'acceleratrice 030 fatta dalla GVP per l'Amiga 500, ma non ho trovato il mio Amiga 500 originale. Allora, era un Amiga 500 normale convertito a Plus, aggiungendoci il Fat Agnus, aveva 1 mega di chip e 2 mega di fast, già l'Amiga 500 così com'era. Quando ci aggiungevo lateralmente la 530 con la memoria della GVP, si aggiungevano un altri 4 mega di fast e l'hard disk, ok? Oltre allo 030 che era l'acceleratrice, ok? Con tutta questa RAM a disposizione io potevo tranquillamente gestire col CNET Professional una BBS, ok? Quindi io accendevo il mio Amiga con il mio alimentatore potenziato che mi andava ad alimentare, era un alimentatore di un 286, ma di quegli alimentatori, adesso su ce n'ho una cassetta di questi alimentatori, non funzioneranno più, peccato, tutti modificati per andare ad alimentare l'Amiga 500 e il GVP A530 Turbo, quindi con 2 cavi che uscivano, e questi reggevano l'assorbimento di tutto questo materiale. C'era un hard disk, mi ricordo il primo hard disk che ci misi dentro era alto così, tanto che il coperchio del GVP A530 non si riusciva a chiudere perché era troppo alto l'hard disk che io ci misi, perché loro lo vendevano senza hard disk, io ci misi un hard disk, mi pare che era 40 mega, una cosa del genere. Poi quell'hard disk purtroppo con un virus mi venne un virus, lo distrusse completamente. Come fa un virus software a distruggere un qualcosa di hardware? All'epoca si poteva fare, perché quel disco, io stavo giocando ad un gioco per Amiga 500 caricato da floppy, lui vide che io avevo l'hard disk, io normalmente lo spegnevo l'acceleratrice, c'era un interruttore, quel giorno avviai questo gioco da floppy senza andare a spegnere l'hard disk con l'interruttore, quindi eliminando tutta la parte acceleratrice, riportando tutto quanto all'A500 con il 68000
quindi non lo feci questa operazione e vedevo però l'hard disk, il LED giallo di attività dell'hard disk che lavorava. Dico ma che sta a fa, ma che sta a fa? Mi sono spaventato, all'epoca ancora non gestivo la BBS, ce l'avevo solo con Workbench e c'avevo un sacco di giochi installati sopra, c'avevo parecchie immagini perché io lavoravo con Deluxe Paint, facevo delle cosette mie, mi divertivo così, facevo qualcosa col ProTracker, quindi c'erano dei file di ProTracker, dei file audio, vidi che questo lavorava, ho spento, riacceso, non partiva più, Workbench non partiva più. Allora ho provato a reinstallare il Workbench perché Amiga ti permette senza formattare niente di andare sia a vedere l'hard disk, sia niente. L'hard disk compariva come icona, però non era formattabile, non si riusciva a fare niente su questo hard disk. Allora io ci andai, avevo su floppy un sacco di utility e praticamente, me lo ricordo come se fosse ieri, caricai un lettore esadecimale di tracce degli hard disk. Allora andai a leggere nelle tracce dove ci doveva essere scritta la capienza dell'hard disk, non c'era più scritto niente, quello era il sistema, diciamo il BIOS dell'A530, lo vedevo come hard disk 0 byte, tutto 0, 0 cilindri, 0 settori, tutto 0, ok? E quindi non ti ci faceva più accedere. Con il programma esadecimale che potevo accedere, io andai a vedere che dentro tutte le tracce c'era scritto fuck you, F-U-C-K-U, dappertutto, ripetuto migliaia di volte sto fuck you, fuck you, fuck you. Tutte le tracce andate lette con il lettore esadecimale, mi compariva accanto dove lui decodificava l'esadecimale in qualcosa di più chiaro, c'era scritto fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, tutto attaccato, senza neanche asterischi, spazi, niente, tutto attaccato, una serie infinita sulla colonna, me lo ricordo ancora come se ce l'avessi davanti adesso, colonna di destra diciamo in normale, colonna sinistra esadecimale, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, dappertutto. Allora quel disco lo portai perché volevo recuperarlo, poi costavano all'epoca gli hard disk, non c'è stato modo di recuperarlo. Allora io lo smontai per vedere come, quando mi venne restituito, lo provarono ad attaccare a un PC, niente, non c'è stato verso. Quel disco alla fine io lo smontai e poi misi, dopo averlo smontato, aver visto come giravano i piatti di metallo, le testine eccetera, l'ho smontato completamente. Non so se ancora c'è da qualche parte perché io smontai un floppy da 5,25, un floppy da 3 pollici e mezzo, i piatti di un hard disk e li misi tutti dentro a una cornice A4 di quelle a giorno, ok? Da qualche parte forse questa cornice ancora c'è con tutti questi floppy dentro, ci misi pure un CD vuoto e quindi feci un quadretto, ce l'avevo appeso in cameretta mia, da qualche parte starà, forse uscirà, forse ve lo farò vedere. E quindi questo fu il mio primo Amiga, comprai un hard disk nuovo, più grande ovviamente, più sottile, riuscii a chiudere il coperchio dell'A530 e quindi poi di là cominciai pure a gestire la BBS con una sola linea perché l'Amiga aveva una sola seriale e quindi potevo attaccarci il modem su quella seriale e quindi da lì poi nacque la mia passione che io già avevo da Commodore 64, però si incrementò per le BBS, per gestire una BBS che io già mi collegavo a tante BBS, non ultima Antani Soft Group Research dell'amico Stefano Coletta, era una BBS favolosa e prendendo spunto appunto da questa BBS mi aprì una mia BBS, RefSoft BBS, ma questa è un'altra storia. Ragazzi, sono oltre 50 minuti che vi ho intrattenuto con queste storie, se vi interessano continuate a seguirmi perché ne ho tante altre, perché poi la BBS passò sull'Amiga 1200, la Catweasel PMCI comprai per attaccare i lettori CD, comprai una multiface card, la Buddha, comprai la 4 IDE, l'interfaccia per attaccare 4 periferiche IDE all'Amiga 1200. Possiamo, guardate, ce n'ho tante di storie da raccontare. Se vi possono interessare, se avete il piacere di sentire le storie prima che io me le dimentico, prima che forse io diventi troppo vecchio, io le voglio raccontare, le voglio lasciare qui su YouTube per chi gli possono interessare, tutto qui, ok? Allora, in chiusura vi invito come sempre a visitare
www.classe74.it, che è il mio sito principale, dove troverete poi i link a tutti gli altri siti, che sono legolando.it dedicato ai Lego, renijstore.it dedicato alla musica in generale, DJing e tutto quello che gira intorno alla musica. Poi c'è starwarsstore.it, che è passato adesso in sovraimpressione, starwarsstory.it, dove trovate tutto il mondo di Star Wars. Poi seguite facebook.com/il mondo del vinile, che è la mia pagina Facebook dedicata totalmente ai vinili, in vendita su Amazon. Se volete li potete anche acquistare direttamente dai link che trovate lì. Che dirvi, grazie di avermi seguito, continuate a mettere i like al mio canale, il follow e ad attivare la campanella, e io non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima diretta, che come sapete non so mai quando sarà, e quindi vi do appuntamento a quando, a maggior ragione attivate la campanella, perché io da un momento all'altro potrò andare in diretta. Prima di salutarvi, velocemente vi ho fatto vedere Bitplane, scatola del tempo del 2007, eccole qua, ok? Bitplane, ok? Grazie di avermi seguito e alla prossima diretta. Grazie mille, un saluto da Roma, da Reni J. Ciao!